Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi, sveglia, sveglia! Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio. Anche in camera mia? Ma non abitavi nella mia auto? Analogico che non sei altro. Per tua informazione, da quest'anno mi puoi ascoltare nelle auto nuove, in casa e dovunque ci sia una radio. Eh sì, da quest'anno dove c'è radio c'è DAB. Ascolta le tue radio preferite con il suono perfetto della Digital Radio e scopri tanti contenuti extra. Sì, però svegliati, Dibidi dobidi dab. Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È martedì 6 ottobre e come al solito andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, ma prima ancora le agenzie di stampa. L'Ansa.it apre con il nuovo DPCM, decreto Presidente Consiglio dei Ministri, non ci saranno coprifuoco sia le mascherine all'aperto. Palazzo Chigi non intende con il nuovo DPCM, che dovrebbe durare 30 giorni, chiudere ristoranti né bar o locali né anticiparne l'orario di chiusura. Mascherine all'aperto e niente altre strette. Forse in serata oggi il Consiglio dei Ministri per il via libera alla proroga dello stato d'emergenza. Il ministro dell'economia Gualtieri dice no a nuovi lockdown. Per la ministra De Micheli la capienza degli autobus non cambia e la ministra dell'istruzione Azzolina dice lo 0,02% degli studenti positivo, nessun impatto sui contagi. Scatta il coprifuoco per la movida in Campania e De Magistris attacca. Le ordinanze di De Luca regaleranno i locali alle mafie. Trump dimesso dall'ospedale è il secondo titolo, non fatevi fermare dal virus. I medici che lo hanno curato per coronavirus dicono che le sue condizioni migliorano ma non è ancora fuori pericolo. E poi tornando all'Italia, via libera al nuovo decreto sicurezza. E poi il DEF, giù le tasse per i ceti medi, una proposta del governo, meglio il proposito del governo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto sicurezza e immigrazione che riscrive i decreti Salvini. Dare un cellulare al detenuto diventa un reato. Per Zingaretti, per un'Italia più umana e più sicura la modifica. E poi la bozza della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri. Nella manovra previsti incentivi al lavoro, riforma del fisco
piano cashless contro l'evasione. Ancora dal primo piano dell'agenzia ANSA, SIA Nexi a nozze, nasce il campione dei pagamenti digitali. SIA e Nexi vanno a nozze, nasce un campione nazionale in Italia per i pagamenti digitali in grado di competere a livello internazionale. L'operazione farà nascere un'infrastruttura che accompagnerà il progetto del governo che per modernizzare il paese e per ridurre l'evasione fiscale spinge per un maggior utilizzo delle carte di credito, debito, eccetera. Non è un caso che alla fine dell'operazione il principale azionista del nuovo soggetto sarebbe Cassa Depositi e Prestiti, investitore strategico per il paese e titolare del risparmio postale degli italiani. Il matrimonio viene dato per fatto, l'ultima parola spetta ai consigli di amministrazione delle due società. Sempre dal primo piano poi dell'agenzia ANSA, giù i casi ma pochi tamponi, riattivato il comitato operativo della protezione civile che ha affrontato i primi mesi dell'emergenza Covid. La Lorenzin, ex ministra della salute, dice: ho il coronavirus, è una brutta bestia. Anche il direttore della stampa Massimo Giannini positivo al Covid dopo un sabato di tosse, ieri ho fatto un tampone, vedremo il suo editoriale. E poi la Federazione Gioco Calcio indaga sull'applicazione dei protocolli al Napoli per la partita di calcio di campionato con la Juve. Campionato non a rischio, dice il ministro Spadafora. Slitta la decisione del giudice, il Napoli è pronto al ricorso contro un eventuale 3-0 a tavolino. E poi ballottaggi, Matera al Movimento 5 Stelle, al PD 5 capoluoghi su 9. Centrodestra tiene Arezzo, affluenza definitiva al 50,6%, al PD Chieti, Bolzano, Reggio Calabria, Lecco, Andria, 2 a Indipendenti, Crotone e Aosta. Il maltempo in Liguria, ancora morti anche 2 operai e poi catturata la prima immagine diretta di un mondo alieno, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina. È distante 63 anni luce, importante per capire come è nato. Catturata la prima immagine diretta di un pianeta esterno al sistema solare, distante 63 anni luce. Il risultato ha permesso di misurare per la prima volta anche massa e luminosità del pianeta, fornendo indizi su come è nato. Il risultato, pubblicato sulla rivista Astronomy e Astrophysics, si deve a 2 ricerche coordinate da Anne-Marie Lagrange, Osservatorio francese di Grenoble, e da Matthias Nowak, Università di Cambridge. Il pianeta si chiama Beta Pictoris C, un gigante gassoso, massa 8,2 volte quella di Giove. Il sistema ospita 2 pianeti scoperti nel 2008, entrambi sono molto giovani, 18 milioni e mezzo di anni. Catturata la prima immagine, scrive l'agenzia ANSA in prima pagina, di un mondo alieno. Il Nobel per la medicina invece alla scoperta del virus dell'epatite C, scrive ancora l'ANSA in prima pagina. Il Nobel 2020 per la medicina assegnato a Harvey Alter, Michael Houghton e Charles Rice per la scoperta del virus dell'epatite C. Per primi hanno saputo individuare un virus responsabile di una malattia fino a poco tempo fa incurabile, contribuendo a salvare molte vite. La loro scoperta ha rivelato la causa di molti casi di epatite la cui origine non era ancora stata scoperta, aprendo la via alla possibilità di fare diagnosi attraverso l'analisi del sangue e mettere a punto farmaci che hanno salvato milioni di vite. Prima delle ricerche di Alter, Rice e Houghton, la causa della maggior parte delle epatiti era sconosciuta. Grazie al lavoro dei 3 premio Nobel, oggi sappiamo che l'epatite C è la causa di cirrosi epatica e tumore del fegato e il virus responsabile della malattia era sconosciuto. In precedenza erano state identificate le cause dell'epatite A legate alla trasmissione, legate all'ingestione di acqua o cibi contaminati, e dell'epatite B che si trasmette attraverso il sangue, il cui virus era stato scoperto negli anni 60 da Baruch Blumberg, premiato con il Nobel nel 76. Restavano da identificare le cause di molti altri casi di epatite apparentemente inspiegabili. Così l'agenzia ANSA in primo piano. Diamo una guarda adesso anche all'ADN Kronos, come al solito. Apertura e primo piano dell'ADNCronos.com sul nuovo decreto sicurezza e immigrazione. Archiviati i decreti Salvini, Daspo contro la movida violenta. Il Consiglio dei Ministri approva anche la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. Via libera al nuovo decreto immigrazione e sicurezza, in soffitta i decreti dell'ex ministro Matteo Salvini, misure più stringenti sui violenti. Il Consiglio dei Ministri
Informa il comunicato di Palazzo Chigi, ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale complementare e misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento e contrasto all'utilizzo distorto del web. Per quanto riguarda i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per esigenze di protezione del cittadino straniero, il provvedimento apporta modifiche alla disciplina vigente e anche per quanto concerne i limiti all'ingresso e transito di unità navali in acque territoriali italiane, l'inapplicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto ad alcune fattispecie di reato. Per quanto riguarda la protezione internazionale degli stranieri, la normativa vigente prescrive il divieto di espulsione e respingimento nel caso in cui il rimpatrio determini per l'interessato il rischio di tortura. Col decreto si aggiunge a questa ipotesi il rischio che lo straniero sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti e se ne vieta l'espulsione anche nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare. In tali casi si prevede il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Sempre in materia di condizione giuridica dello straniero, il provvedimento affronta il tema della convertibilità dei permessi di soggiorno rilasciati per altre ragioni in permessi di lavoro. Alle categorie di permessi convertibili già previste si aggiungono quelle di protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi, assistenza ai minori. Il provvedimento riforma anche il sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione con la creazione del nuovo sistema di accoglienza e integrazione. Le attività di prima assistenza continueranno a essere svolte nei centri governativi. Successivamente il sistema si articolerà in 2 livelli, il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale, il secondo a coloro che ne sono già titolari con servizi aggiuntivi per l'integrazione. Infine le sanzioni sul divieto di transito delle navi nel mare territoriale. Si prevede che, nel caso in cui ci siano motivi di ordine, sicurezza pubblica o violazione delle norme sul traffico di migranti via mare, il provvedimento sia adottato su proposta del Ministro dell'Interno col Ministro della Difesa, Infrastrutture e Informazione del Presidente del Consiglio. Per le operazioni di soccorso il divieto non si applicherà nell'ipotesi in cui vi sia stata la comunicazione al centro di coordinamento allo stato di bandiera e siano rispettate le indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare. In caso di violazione del divieto si richiama la disciplina del codice della navigazione che prevede reclusione fino a 2 anni e multa da 10 a 50.000 euro. Sono eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza dai decreti Salvini. Trump ha lasciato l'ospedale e poi sul Covid il ministro italiano Speranza, DPCM per 30 giorni, stesse misure, stretta sulle mascherine. Ancora salgono a 51 candidati vaccini allo studio sull'uomo, 10 sono in fase 3, in fase avanzata. Sulle comunali Zingaretti commenta: l'alleanza di governo vince. Angela Maraventano: lascio la Lega, è giusto così. Accolgo la richiesta di Candiani. Il commissario in Sicilia lascia la Lega Angela Maraventano, passionaria di Lampedusa, al centro della bufera dopo aver parlato sabato alla Kermesse di Catania di una nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità e quel coraggio che aveva prima e non esiste più. Frasi che non sono andate giù neanche ai leghisti, che ne hanno chiesto le dimissioni subito ottenute per bocca del commissario regionale Stefano Candiani. Lascio la Lega, accolgo la richiesta del partito, è giusto così. Sono una persona seria, dice l'ex vice sindaca anti-migranti di Lampedusa. Poco prima Candiani aveva spiegato di ritenere la permanenza della Maraventano nella Lega non più opportuna, chiedendone le dimissioni. Ha fatto a Catania un intervento pasticciato, non si possono avere ambiguità, deve lasciare la Lega, ha detto Candiani. Ha aggiunto Maraventano: continuerò a fare la mia battaglia contro le mafie dei tunisini e dei nordafricani, vado avanti per la mia strada. Salvini aveva parlato ieri della vicenda, ero impegnato in altro, penso si sia spiegata male, la mafia per tutti è merda, ha detto Salvini, mentre lasciamo anche il primo piano dell'ADN Cronos con Parigi, mini lockdown per 15 giorni, chiusi bar, piscine e palestre nella capitale francese per 15 giorni appunto. A Parigi dunque da domani fino al 19 ottobre, inclusi i bar, a Parigi resteranno chiusi, mentre per i ristoranti che potranno aprire sarà previsto un nuovo protocollo sanitario. L'epidemia avanza troppo
velocemente, bisogna mettere freno prima che il sistema sanitario venga sopraffatto, ha detto il prefetto di Parigi, Didier Lallemand. Saranno vietati inoltre gli eventi che riuniscono oltre 1.000 persone e le riunioni sul suolo pubblico di più di 10 persone. Le misure di freno, che avranno durata 15 giorni, saranno seguite da una rivalutazione della situazione. Restano aperti i mercati, le riunioni a scopo professionale, le riprese cinematografiche, i cantieri. L'attesa in fila è consentita nel rispetto del distanziamento. Sale da ballo e club di giochi saranno chiusi. Vietati fiere, congressi, saloni professionali. Vietati i circhi, palestre e piscine dovranno chiudere, tranne che per i minori, nel quadro dell'attività scolastica. Teatri, cinema e musei continueranno a svolgere le loro attività nel rispetto delle attuali regole. Servizi di trasporto continueranno a funzionare. Mini lockdown, insomma, a Parigi. Lasciamo con questo anche l'ADN Cronos e andiamo a questo punto a dare un'occhiata intanto alla pagina di Matteo Salvini, che si apre con gli insulti. Da giorni l'eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che riceve non solo insulti ma anche minacce gravissime. A lei, scrive Salvini, tutta la mia solidarietà, spero sia condivisa da tutto il mondo politico, è vergognoso, inaccettabile. Silvia, non mollare, siamo tutti con te, scrive Matteo Salvini dopo gli insulti terribili. Noi stranieri ora ti stupriamo, puttana di merda, razzista del cazzo, ti entriamo in casa, ti stupriamo. Questi messaggi arrivati all'eurodeputata leghista. Poi Vittorio Feltri, ripreso da Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook: coloro che hanno premuto per sottoporre a giudizio Salvini davanti alla delibera delle toghe rimediano una colossale figura di merda, ha scritto Feltri. Vadano a nascondersi, non si facciano più vedere in giro, anche un idiota sa che il numero uno leghista ha agito nell'esclusivo interesse del paese. E poi felici per le riconferme, dispiaciuti per le sconfitte, in particolare quella di Lecco per soli 31 voti, entusiasti per le prime storiche vittorie in città che la Lega non ha mai amministrato, da Taurianova a Reggio Calabria, dove andrò domani pomeriggio, cioè oggi, per congratularmi col nuovo sindaco, Roy Biasi, a Senigallia, Ancona, da Venaria Reale Torino ad Anguillara Sabazia a Roma, a Riccia, sempre Roma, e Riva del Garda, Trento. In Veneto il trionfo di 2 settimane fa si chiude con le vittorie nei 2 comuni al voto, Castelfranco e Portogruaro. Già al lavoro, scrive Salvini, per creare velocemente le nuove squadre di governo in città e regioni e per le amministrative della prossima primavera. Grazie a chi ci ha dato fiducia, complimenti ai sindaci eletti di qualsiasi colore, è un ruolo difficile e importante che merita il più grande rispetto, scrive Matteo Salvini. Adesso andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, a partire come al solito dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che apre, lo vediamo subito, la prima pagina con il titolo dedicato alle nuove regole, feste e multe, ecco le regole, sì alle mascherine obbligatorie, le regioni evitano i limiti ai ristoranti, niente coprifuoco, dice Conte, i contagi hanno bloccato la Corte Costituzionale e 2 commissioni parlamentari, nuova fase nella lotta contro il virus, il nuovo decreto che Conte firmerà entro domani non allenta i divieti, li rende più stringenti, ma non ci saranno coprifuoco, dice il Premier. Fino al 7 novembre stop al ballo anche nei luoghi privati aperti al pubblico, distanziamento da rispettare ovunque, mascherine obbligatorie all'aperto su tutto il territorio nazionale. Lo stato di emergenza sarà prolungato fino al 31 di gennaio. Poi cambiano i decreti sicurezza per le ONG, sanzioni ridotte, stop alle super multe per le ONG, iter più veloce per la cittadinanza, sintetizza il Corriere in prima pagina. Parla anche il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, Juve-Napoli, troppi errori, ma i protocolli sono chiari e la Serie A faccia i conti con la realtà. Nel taglio alto del Corriere della Sera è anticipata l'intervista a Camillo Ruini, il cardinale Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Chiesa italiana in declino, chi critica il Papa non è contro, dice Ruini ad Aldo Cazzullo. La Chiesa italiana non deve essere sottorappresentata, essere italiani non è una colpa, criticare il Papa non significa essere contro di lui, dice Ruini, prima pagina sul Corriere della Sera. Poi dal Corriere della Sera Donald Trump che lascia l'ospedale, non temete il Covid, ha detto Trump, togliendosi la mascherina e rientrando alla Casa Bianca, era stato ricoverato con i sintomi Covid, ieri ha detto non temete il virus, tornerò a fare campagna elettorale, per i medici è ancora a rischio.
Poi ballottaggi, al PD 6 capoluoghi su 9, rimonta del PD a Lecco, conferma del centrodestra ad Arezzo. I ballottaggi nei comuni consolidano l'affermazione del centro-sinistra alle regionali di 15 giorni fa, scrive il Corriere in prima pagina. La coalizione progressista vince a Bolzano, Reggio Calabria, Chieti, Andria, Lecco Aosta. A Matera il sindaco sarà 5 Stelle, centrodestra riconquista Arezzo, anzi tiene Arezzo, una lista civica guiderà Crotone. Per il PD la partita dei ballottaggi centrale si giocava a Reggio Calabria, riconferma del sindaco uscente Falco Matà 58,4%. L'altro segnale positivo per il centro-sinistra dalla Lombardia. Vince a Lecco in rimonta, il centrodestra chiede il riconteggio dei voti. Pomigliano premia Luigi Di Maio. Una spinta per il governo, commenta il PD. Sui conti pubblici, nella prima pagina del Corriere della Sera, l'articolo di fondo di Federico Fubini, le allegre stime sul debito. Da quando esiste lo Stato unitario, il punto più alto del debito pubblico è stato raggiunto alla fine della Grande Guerra, dopo un colossale sforzo bellico nel pieno della pandemia della febbre spagnola, che spazzò via 500.000 di italiani. Nel 1919, l'attività economica cadde del 4%, il debito raggiunse il 160% del prodotto interno lordo. Non è chiaro se da ieri dovremmo consolarci, perché per un soffio quest'anno siamo riusciti a evitare quei livelli. La nota di aggiornamento di finanza pubblica approvata ieri informa che il debito dovrebbe fermarsi al 158% del PIL, giusto sotto il record di un secolo fa. Eppure questa volta, scrive Fubini, non usciamo da una guerra e Covid-19 non sembra come la spagnola. Semplicemente arriviamo a questa prova dopo un ventennio durante il quale l'economia era cresciuta al ritmo premoderno dello 0,2% all'anno. Siamo in una fase delicata della vita del paese. Non ha senso pretendere la stretta di bilancio per rimettere a posto i conti. Nessuno sa dire oggi per quanto tempo ancora i governi europei potranno continuare a sostenere i redditi di chi non lavora più o la liquidità di imprese che sarebbero state sane se non fossero rimaste senza ordini, scrive Federico Fubini in prima pagina nell'articolo di fondo dedicato alla questione dei conti pubblici e del debito. Non sono tempi normali, sono tempi nei quali pensare secondo normalità di ieri sarebbe abnorme. La realtà è che gran parte d'Europa, Italia inclusa, continuerà a dipendere da Banca Centrale Europea. Solo dalla fine di febbraio fino a fine luglio la BCE, tramite Banca Italia, ha comprato 95,7 miliardi di euro di debito pubblico italiano. In sostanza, l'istituzione che emette l'euro ha finanziato l'intero sforzo di spesa discrezionale del governo per reagire alla pandemia. In queste settimane, però, attorno alla BCE si è aperta una battaglia di idee e dati per decidere fino a quando l'attuale sostegno possa andare avanti. Non è scontato che duri molto oltre il giugno prossimo. Per questo al governo italiano non si chiede di stringere la cinghia, non deve risanare i conti. Adesso ha il compito però di dare da subito la credibilità massima per il momento possibile al cammino che ha in mente fino al 2023. La strategia per scendere al 151% di debito tra investimenti, crescita incerta e lo scontro nella Banca Centrale Europea. Così Federico Fubini in prima pagina sul Corriere della Sera. Questi sono un po' gli argomenti del Corriere, appunto in prima pagina. Pagina 2 c'è l'intervista al presidente della Liguria Toti. Roma lasci decidere a noi le regole adatte al territorio. Nel nuovo DPCM mascherine all'aperto, multe salate, controlli dei militari e chiusure selettive se la situazione peggiora sensibilmente. Duello con le regioni, Conte esclude il coprifuoco. Mentre ritorna il Comitato Tecnico Scientifico all'opera, l'offensiva contro la Movida, balli vietati, limiti alle feste private. L'allarme dopo un comizio di Salvini, scrive ancora il Corriere, a Terracina il rischio di un focolaio, ricoverato lo speaker della serata elettorale, positivo un deputato, test per tutti i partecipanti. A Latina, balzo dei contagi, lo speaker della serata elettorale ricoverato da sabato per Covid. Era la sera del 25 settembre, al ristorante Il Tordo di Terracina, 300 invitati. C'era Matteo Salvini, il leader della Lega, per il candidato sindaco Valentino Giuliani, sconfitto ieri al ballottaggio. Era presente lo Stato Maggiore del Lazio,
Adesso, 11 giorni dopo, il bilancio è: il deputato della Lega Zicchieri, coordinatore laziale del partito, ha scoperto di essere positivo anche lui dopo il doppio tampone. Sta bene, dice il capogruppo leghista in Regione Lazio Angelo Orlando Tripodi, che da ieri si è chiuso in casa in isolamento volontario. Passerà anche questa, ha scritto via social lo stesso Zicchieri. L'ex sottosegretario al lavoro Durigon dice: sto benissimo, se la SL mi chiama vado subito a fare il tampone. La SL di Latina ha avviato indagini, timore che proprio da quella cena elettorale si sia sviluppato un focolaio negli ultimi giorni, impennata in tutta la provincia. A Terracina da oggi un drive-in allo stadio Colla Volpe per i cittadini, per i tamponi rapidi. Dice Salvini: io responsabile? A Zingaretti malato non l'avete chiesto? È una domanda bizzarra. Il leghista Salvini ormai è per la mascherina perché serve prudenza, dice Salvini. E dal Corriere della Sera: istituzioni bloccate per il Covid, Parlamento e consulta a singhiozzo, Bruxelles dà i dati, finora contagiati 179 dipendenti del Parlamento europeo su 32.000, così scrive il Corriere della Sera. Poi c'è la questione del calcio, blindato il protocollo, governo, federazione e Lega non cambiano il sistema attuale messo in crisi dal Napoli e dalla ASL, la procura sportiva apre un'inchiesta, mentre sempre dal Corriere della Sera: contagiati 1492 studenti, 349 professori, nelle scuole finora colpito lo 0,02% degli allievi. In Italia 2257 contagi, ma i tamponi sono solo 60.000. E poi Lombardia, pasticcio vaccini, per l'influenza prezzi doppi sulle ultime 500.000 dosi, ne mancano 1 milione rispetto all'obiettivo, acquistate a 10 euro ciascuna. Il Veneto e l'Emilia Romagna le hanno pagate 5,5. L'acquisto vaccini contro l'influenza in Lombardia è diventata una soap opera, scrive il Corriere. 9 gare, 3 non aggiudicate, una sospesa, una andata deserta. Nulla di fatto per la maxi fornitura da 1,5 milioni di dosi che avrebbe dovuto arrivare col nono bando chiuso il 30 settembre. L'unica offerta pervenuta è risultata inappropriata, scrive l'azienda regionale Innovazione Acquisti, ARIA, perché rispetto alle prescrizioni non prevedeva un unico prezzo di offerta e contemplava consegna in data successiva al 21 novembre 2020, posto come termine di consegna. Gara non aggiudicata. Bisognerà accontentarsi di 500.000 nuovi vaccini, un terzo di quelli richiesti. La regione riesce a portarseli a casa con la 10ª gara chiusa ieri. Stamani la notizia ufficiale: la Lombardia potrà disporre di 2,8 milioni di dosi contro i 3,8 auspicati. Con le 4 gare andate a buon fine c'erano 1 milione fino a ieri, 868.000 vaccini per adulti, 430.000 per bambini. Il problema è che le disponibilità del mercato sono andate ad esaurirsi. La vaccinazione quest'anno è considerata fondamentale per distinguere i sintomi dell'influenza da quelli del Covid-19 e non sovraccaricare i laboratori di analisi dei tamponi né gli ospedali. Il Ministero della Salute raccomanda di vaccinarsi sopra i 60 anni, contro i soliti 65, a chi appartiene a una categoria a rischio, compresi operatori sanitari, e ai bambini sotto i 6 anni, ma con le dosi disponibili agli sgoccioli i prezzi salgono. Sempre dal Corriere poi andiamo a vedere anche l'altra pagina, quella degli esteri, dedicata a Trump che si è dimesso, ma per i medici è ancora a rischio. E poi, tornando alle cose domestiche, cambiano i decreti sicurezza, stop alle super multe per le ONG, dice Zingaretti, via le norme di Salvini. Le multe alle ONG vengono ridotte, potranno essere comminate solo all'esito di un processo non a discrezione del prefetto e passeranno da 1 milione di euro massimo a un massimo di 50.000. Stop alla confisca della nave, ritorno della protezione speciale per chi, tornando nel proprio paese, rischierebbe trattamenti inumani o degradanti, convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di alcune tipologie di permessi, per esempio protezione speciale per calamità per residenza elettiva, tempi più brevi per ottenere la cittadinanza italiana. E poi via le norme speciali introdotte col decreto Salvini che assegnavano al Ministro dell'Interno competenze prima disciplinate dal Codice della Navigazione. Ritorna dunque al Ministero delle Infrastrutture la titolarità di determinare il divieto o la limitazione del transito di navi, fermo restando che il Ministero delle Infrastrutture dovrà concertare le decisioni con il Ministro dell'Interno, della Difesa, informato il Presidente del Consiglio. Insomma,
È la sintesi di Conte, né porti chiusi né porti aperti, ma una disciplina più coerente con la Costituzione, la sicurezza e il diritto di protezione dei migranti. Intanto per Siri nuova accusa di corruzione, il senatore leghista verso il processo, scrive Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, ingenti somme per sbloccare gli appalti. Poi vedremo Fabio Amendolara sulla Verità che commenta da un altro punto di vista lo stesso processo. Nelle carte si parla anche di un altro politico, a busta paga. Non ci sono solo i 30.000 euro promessi e o ricevuti in cambio di un emendamento favorevole ai propri affari da Paolo Arata, imprenditore e consulente Lega per questioni energetiche, a far rischiare il processo per corruzione al senatore del Carroccio Siri, già sottosegretario nel governo Conte 1. C'è un altro episodio svelato nella stessa inchiesta in cui dal contenuto di conversazioni tra gli indagati emerge come esponenti di Leonardo, l'ex Finmeccanica, abbiano utilizzato le relazioni privilegiate di Paolo Arata per sollecitare l'agire del senatore Siri a proprio vantaggio. Il pubblico ministero Palazzi, titolare dell'indagine, ha raccolto elementi per sostenere che la pressante attività di lobbying ha travalicato i confini del lecito, utilizzando intermediari disposti a veicolare rilevanti somme di denaro anche con proprio profitto. Nuova contestazione è la seguente: la promessa di somme di denaro e comunque la dazione di 8.000 euro, in cambio dei quali l'allora sottosegretario si attivava per ottenere un provvedimento normativo ad hoc che finanziasse il completamento dell'aeroporto di Viterbo, di interesse della Leonardo, Finmeccanica, per future commesse. L'azienda di Stato, Finmeccanica appunto Leonardo, risulta al momento estranea alla presunta corruzione, contestata invece a due suoi dipendenti ora sospesi dal servizio. Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore. Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni. Compatibile con tutti i device. Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio. Ti sorprenderà. Scarica Radio Player Italia. Il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Sempre dal Corriere scorriamo rapidamente, andiamo alle confessioni della mamma dell'ISIS. Mio marito ucciso, la fuga, la resa. Parla Alice Brignoli, 42 anni, ha lasciato Bulciago, Lecco, il 21 febbraio 2015 per raggiungere i territori occupati dall'ISIS in Siria insieme al marito Mohamed Koraichi, cittadino italiano di origine marocchina che si era arruolato nelle milizie dell'autoproclamato Stato Islamico, con la coppia anche i 3 figli, allora di 6, 4 e 2 anni. La donna ha ammesso di avere condiviso le idee integraliste del marito, morto dopo essere stato ferito dalle bombe kurde la scorsa settimana